Io alzo le mani, io alzo le mani. Giovani, buonasera e ben ritrovati nuovamente sul canale di Neapolis 1926. Per prima cosa iscriviti al canale, è gratis. Allora, io mi ero fatto un bel sutè, cozze e vongole, no? Poi mi ero fatto una bella fritturina di pesce, giusto per stare un pochino leggeri stasera, un giorno di festa, eh. E arriva la notizia, proprio che quel che ti rifà rimanere proprio con un coppo stomaco, no? Michele Criscitiello, il grande Criscitiello, il grande giornalista Criscitiello, perché se no, diciamo così, perché se no poi si piglia colloro guaglione, e quindi dobbiamo dire il grande Criscitiello. Allora, il grande Criscitiello, io ora vi vado a leggere, perché bisogna leggere il tweet del grande Michele Criscitiello, un attimo che mi apre Telegram. Intanto, voglio in descrizione il gruppo Telegram, tutto gratis, trovate tutto lì, notizie H24 sul Napoli, basta cliccare in descrizione, troverete tutto. Tasto like e commento perché voglio sapere la vostra. Siamo quasi 7.008. Iniziate a spingere perché state veramente spingendo tanto che l'obiettivo sono gli 8K. Allora, eccoci qua. Eccoci qua. Criscitiello, sapete tutti che mercoledì ci dovrebbe essere questo famoso incontro che ne abbiamo già parlato ieri fra la gente di Di Lorenzo e Antonio Conte. Criscitiello oggi, questa sera, perché è una notizia che è uscita alle 5.45, ma io l'ho letta poco fa, mentre stavo mangiando praticamente, che dice: venerdì Conte ha chiamato Di Lorenzo, e questo lo sa lui. Devi restare, pure il virgolettato, ragazzi, il virgolettato, perché lui sa cosa si sono detti. Devi restare, riparto da te, devono passare sul mio cadavere per cederti. Queste sono le parole che ha detto Antonio Conte. Antonio Conte a capitano Di Lorenzo, perché Criscitiello c'ha le spie, ragazzi. Allora, ragazzi, io mangiate pure un baffetto, no, si torna un po' all'antica. Qualcuno si era affezionato al baffetto ribelle. Comunque, a parte le stronzate, lui fa il virgolettato, e questa è una cosa. Il virgolettato significa che tu sai cosa stanno dicendo. C'ha le spie, Criscitiello. Allora, e dice: il capitano ha ringraziato il mister ma ha ribadito la sua volontà. Virgolettato: il mio ciclo è finito, voglio andare alla Juventus e ho già informato la società. Ah, così, bella e buona. Così se ne esce, no? Se ne esce così. Poi aggiunge che Di Lorenzo ha già un accordo con la Juventus, 20 milioni di euro al Napoli. Benissimo. Tu vuoi questi 20 milioni? E io ti dico di no, io ne voglio 35. Io ne voglio 35, non è, ne voglio 30. Juventus, sei disposta ad arrivare a 30 milioni per Di Lorenzo? No, il ragazzo sta là, sta bene dove sta, il contratto ce l'ha. Non vuole giocare? Sta in banchina. Prendiamo Hermoso, prendiamo Buongiorno, non c'è nessun problema, non ti preoccupare Di Lorenzo. Ma a parte questo, perché poi se no si cade nella retorica di dire: ah, però vedi, se Di Lorenzo va alla Juventus ti incazzi. No, sono professionisti, ognuno può andare dove gli pare. Se vuole andare alla Juventus può andare tranquillamente Di Lorenzo, noi l'abbiamo già detto, lo ringrazieremo in eterno per quello scudetto che ci hanno riportato a Napoli dopo 33 anni. Ma Di Lorenzo però deve fare pure il gioco della società SSC Napoli, visto che è un professionista, deve dire: Aurelio, Antonio, Manna, io voglio andare alla Juventus, la Juventus vuole offrire 20 milioni, cosa fate? Mi cedete alla Juventus? Lì a quel punto da Aurelio De Laurentiis o Manna o quel che sia, Conte, dirà: no, Giovanni, vuoi andare alla Juventus? La Juventus deve portare 25-30 milioni, se no tu non vai via, se no tu rimani a Napoli. Che facciamo? Vuoi rimanere? Rimani. Vuoi andare alla Juventus? Fagli portare 25-30 milioni. Facciamo così a questo punto? Perché ragazzi, io l'ho già detto, sono tutti professionisti, perché sono tutti veramente professionisti, ma quando io vedo il virgolettato di Criscitiello, che Criscitiello era quello che diceva: Conte non verrà mai a Napoli perché il Napoli non ha i soldi per permettersi Antonio Conte, per questo Conte sta firmando con il Milan. Criscitiello l'ha detto, non Neapolis 1926, perché io quando vi riporto le notizie vi do sempre la fonte, proprio perché la potete andare a cercare anche voi questa fonte. Perciò io quando cito le notizie vi dico chi la dice e chi non la dice. È inutile che io vi dico: ho preso la notizia da mio cugino che lavora
quando escono questi virgolettati, caro Crescitiello, tu ce l'hai le prove? C'hai le prove che tu c'hai il telefono di Di Lorenzo sotto investigazione che dice: oh, Di Lorenzo, vedi che c'ho il telefono sotto indagine, diglielo a Crescitiello che voglio andare alla Juventus. Ragazzi, questo è il gioco delle due parti, il giornalista e il tifoso. Noi ci dobbiamo mettere in mezzo, sia da tifoso e sia dal lato del giornalista. Mettiamoci nel mezzo. Di Lorenzo vuole andare via, può andare dove gli pare. Non iniziate a dire Asad rompo crociata, si deve non me merda. No, perché non ha senso. Come Conte è venuto a Napoli, che è un professionista, che molti non lo capiscono. Esiste la professionalità. Va bene, sono professionisti. Vanno dove vogliono essere pagati. Ed è giusto, perché se a voi domani vi offrono un contratto che vi danno 4.000 euro al mese, nella ditta dove state ora vi danno 1.500 euro al mese, arroiata. Pure se state 20 anni in quell'azienda, dove andate? Da quello che mi dà 4.000 euro. E così, E poi, metti caso, la Juventus ha la possibilità di giocare la Champions League, ha la possibilità di giocare il mondiale per club, mondiale che è il club che poi che se ne è uscito Ancelotti noi non ci andiamo perché pagano pochi soldi. Vabbè, state in casa, fate per ripescare, levate il Real Madrid e ripescate la terza del ranking che era l'Atletico Madrid e ci va l'Atletico Madrid, no problem Carletto, state a casa, tanto le Champions League te le regalano a sbuffo, col culo che c'hai te le regalano, vabbè, però quando ti andavi a giocare le finali del mondiale, il mondiale per club, che poi il mondiale per club non era perché erano sempre le squadre che avevano vinto i maggiori campionati, no? Se ne esce che se ne voglio, lasciamo stare, ne parleremo domani del caso Real Madrid e del mondiale per club. Comunque, se sentite urlare Diego di là che sta facendo un casino esagerato, cioè abbiamo ospiti e sapete che quando ci sono persone a casa fa sempre casini, fa lo show, the showman. Allora, no, tralasciando questo, stavamo dicendo, Criscitiello è attendibile? Le fonti di Criscitiello sono attendibili? Non sempre. Molte volte il Criscitiello si è sbagliato, tantissime volte si è sbagliato sul Napoli, soprattutto su tanti giocatori, quindi non cadiamo nel tranello, non iniziamo ad attaccare Criscitiello di qua, Criscitiello lasciatelo stare. Criscitiello a fianco c'è uno come Alfredo Pedullà. Alfredo Pedullà l'ha detto, c'è un interesse della Juventus, ma se la Juventus non paga è inutile, è inutile fare, se la Juventus ce l'ha i soldi, in questo momento no, deve vendere 6-7 giocatori per fare 30 milioni, perché la Juventus, ragazzi, ha chiuso un utile di meno 200 milioni, quindi sono sotto, in qualche modo devono risalire. Si parla addirittura di vendere Dusan Vlahovic, e tu che fai? Vendi Vlahovic per andarti a prendere un vecchio come Di Lorenzo? Vecchio poi, non è vecchio ragazzi, per l'amor di Dio. Scusatemi il taglio e cuci. Comunque, stavamo dicendo, no, Criscitiello, quando tu metti questi virgolettati, secondo me stai dicendo tante di quelle cazzate, però Nicolò Scira dice Di Lorenzo non ha cambiato la sua idea, il terzino italiano vuole lasciare il Napoli nonostante i tentativi di Antonio Conte. Giuntoli rimane ottimista, ma De Laurentiis chiede 20 milioni al giocatore, contratto quadriennale da 3,5 a stagione. Inoltre Motta apprezza Di Lorenzo come colpo per la difesa. E va bene, però Di Lorenzo quanto guadagna attualmente a Napoli? Perché io voglio sapere Di Lorenzo quanto guadagna in questo momento a Napoli, perché sono curioso, perché anche Zelinski andò via da Napoli, perché Zelinski è andato via da Napoli perché dice no, vado a prendere di più scusatemi De Laurentiis, mi è venuto, scusatemi, sono un piccolo lapsus, gli avevo offerto gli stessi soldi che gli ho offerto l'Inter, però ha rifiutato, non si sa come mai. Ragazzi, io Di Lorenzo, vediamo quanto guadagna. Guadagno, ecco qua. Di Lorenzo, ma che Di Lorenzo? Di Lorenzo, no Di Lorenzi. Di Lorenzo, stipendio. Di Lorenzo sta firmando un contratto, e di questo è del vicino al rinnovo con il stipendio da 3 milioni più bonus, quando era già concordato. Va bene? Qualche dettaglio in più lo fornisce il giornalista DAZN. Di Lorenzo sta per firmare un contratto fino al 2027, 3 milioni a stagione, più bonus, va bene? Quindi gli avevano offerto un pochino di più alla Juventus, ma se vuole andare alla Juventus può andare, non c'è nessun problema. Però io quando sento dire è rottura totale, ma rottura totale di cosa?
Di cosa? Ho visto articoli di Lorenzo non parla da 7 giorni nel ritiro. Chiamate Checco Zalone a questo punto, perché c'è il mutismo selettivo a questo punto, perché secondo i giornalisti danno un mutismo selettivo. Comunque, fatemi sapere voi cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Sempre comunque Forza Napoli, scusatemi l'orario, ma sapete quando sono nel giorno di festa è difficile far combaciare gli orari di uscita video. Detto questo, iscriviti al canale, sempre comunque Forza Napoli. Ciao.